Eccoci qua, adesso possiamo parlarne a cuor leggero di questo film. Io comincerei dicendo una cosa. Le risate perdurano anche. Ha capito adesso una battuta. Era l'ospedale di Amorvino. Ha capito adesso. Allora, no, io penso che questo film abbia un'efficacia maggiore qui in Friuli per un motivo molto semplice. Esatto, io non ero ancora nato, ma da tifoso dell'Udinese e comunque da friulano non posso non ricordare che nell'83 successe un po' la stessa cosa che è successa qui, cioè alla periferia del mondo arriva uno dei maggiori, esatto, all'epoca il numero uno del mondo. Quindi io penso che questa storia sia particolarmente sentita anche per questo e vorrei cominciare per ovvi motivi dal calcio. Questo è un film che si vede che è fatto da gente che ama il calcio, siete dei tifosi, siete gente che conosce il mondo del calcio, che lo apprezza e che soprattutto ne apprezza i valori più profondi. E allora vorrei cominciare da questo, chiedendovi che cos'è per voi il calcio, che cosa rappresenta per voi il calcio e com'è nata l'idea di fare un film sul calcio, anche, che poi non è solo quello, ma insomma, parte da lì. Beh, il calcio è lo sport in generale. Lo sport in generale è una cosa che ci appassiona molto. Ci appassiona molto perché in qualche modo io lo lego, questo è un pensiero mio personale, non so neanche se Marco pensa così, lo lego tanto allo spettacolo, quindi al cinema, perché è spettacolo, cioè vedere una partita di calcio, vedere una partita di tennis, di pallavolo, una gara di chiunque, non seguo tutti gli sport, però a chi piace il ciclismo, tipo il nostro amico Federico, una corsa di ciclisti, a me annoia, tranne il curling secondo me. È in qualche modo una cosa appassionante che ti emoziona durante la partita, ti cambiano le emozioni ed è io dico la cosa che sento io è che è uno spettacolo meraviglioso non scritto, che è ancora più bello in realtà, no? Perché non sai veramente, non c'è nessuno che ha pensato come andrà a finire. Per questo siamo tristi quando il calcio diventa business, è diventato business eccessivamente, troppo. E questo business rovina in qualche modo lo sport, perché questa cosa è come se dovesse essere già scritto, cioè il più ricco vince e il calcio purtroppo in questo momento è un po' così. Infatti sì, volevo dire questo perché eri partito su un'altra cosa, quindi potrei non intervenire, però la voglio dire in un modo più sloganistico, no? Noi amiamo lo sport, il calcio secondo noi non ce ne vogliono i calciatori, il secondo sport più bello del mondo dopo il football americano, perché è la nostra grande passione. Però questo sport bellissimo a volte smette di essere uno sport e questo per noi è un peccato, e quindi in questo film in qualche modo volevamo raccontare una parabola che dicesse questo, no? Che questo ragazzo ritorni a scoprire il valore sportivo dello sport attraverso cosa? Attraverso una squadra di dilettanti. Quindi per il Pordenone, no, io vi vorrei in Serie A chiaramente, però a volte si impara, no? Nelle leghe dilettanti dove c'è ancora uno spirito sportivo diverso, no? Questo era un po', diciamo, il principio, e chiudo dicendo una cosa che sto dicendo ultimamente, oggi l'ho letta, l'ha detta la stessa cosa che dico io, l'ha detta, non mi ricordo chi, qualche allenatore di calcio, che dove io sento, no, che c'è qualcosa che non va è quando qualche settimana fa l'Empoli batte la Juventus e nessuno parla dell'impresa dell'Empoli, si parla solo della distruzione della Juventus, come se perdere una partita non fosse previsto dalla Juventus. Fa impressione. Rocco, tra l'altro, che è amante del calcio, forse pure più di noi, perché ha giocato, soprattutto ha giocato tra i dilettanti nel suo paese. Sì, È vero. Sì. È vero. è vero, sì. Io ho giocato più o meno al vostro livello, senza che mi guardate con questa sfiducia. Ho giocato ed era la mia vita, insomma, fino a 17-18 anni, che poi sono partito per l'università e ricordo momenti meravigliosi quando ho giocato per la prima volta nella squadra del mio paese. Io giocavo con la Juniores, si chiamava allora la Primavera, insomma l'Under 18,
E poi un giorno mancava il centravanti e mi chiamarono, io ero già al campo a guardare la partita per dire che cos'era il calcio 50 anni fa. 50, sì, porca giuda. E ero lì a vedere la partita, l'allenatore è venuto sotto gli spalti a dire vate a pigliare la roba, signore, vai a prendere le cose, perché mica ce li davano, diciamo, no? Le scarpine, tutto, ce l'avevo a casa. E ho giocato e dopo 20 minuti stavamo 2-0, avevo fatto 2 gol io. Ora, per dire cosa, che quel momento lì in cui l'ho messa dentro, e uso un termine sessuale proprio per paragonarlo in qualche modo, no? Quel tipo di orgasmo, quella felicità veramente irresistibile, io non l'ho mai più provata poi nel mio lavoro, diciamo, dove qualche soddisfazione me la sono anche tolta, premi eccetera, però mai con quell'intensità, quindi diciamo chiaramente penso che Guarda, noi con questo tour, con questo film che parla di calcio, poi non parla solo di calcio, poi magari parleremo pure di altre cose, insomma sono tanti gli argomenti che mette in campo, sempre. Però con questo film stiamo girando, appunto abbiamo fatto oggi qui a Pordenone, ma in tutte le città dove stiamo andando stiamo chiedendo alla città, alla squadra della città di fare questo scambio magliette. E veramente siamo come dei bambini, perché pure quello provoca il calcio, no? Noi vedere quegli eroi che vediamo in televisione, ma anche i calciatori a livelli che non conosciamo il nome, ci emozioniamo, ci dà un'emozione, quindi c'è in qualche modo una venerazione che forse è eccessiva, che a volte crea poi il male del calcio, però è così. Inevitabilmente il calcio porta con sé un sacco di... Mi permetto... non parliamo solo di calcio. No, infatti basta. Allora, mi adesso. permetto, appunto, proprio dico, per concludere il discorso sul calcio, quanti tifosi della Palmese da ora in poi ci sono in questa sala? Dai, grandi. Infatti stavo dicendo, abbiamo Pordenone, Palmese e Sassuolo, non si sa perché, sono pochissime le squadre con i colori più belli pensabili. E il Venezia. Che, tra l'altro il Pordenone li prese proprio dal Venezia, no? I colori. Sì. Sì. Bene, cambiando argomento rispetto al calcio, perché giustamente voi dite il film non è solo quello ed è verissimo. È anche un film sul sud, certamente. Tra l'altro c'è anche tutto un lavoro dialettale che è stato richiesto agli attori, a partire da Claudio Algerini, ma A tutti. anche lui, che dicevamo giustamente prima a cena. Parla, poi chiariamo sta cosa. Infatti, perché prima a cena ci dicevamo, ma tutti pensano che lui sia o pugliese o calabrese, ma non lo è in realtà. È di una regione confinante, ma non è pugliese. Della Svizzera del Sud. Esatto. Diciamo. Terra neutrale. Esatto, nel bene e nel male. Ma diciamo che c'è stato uno sforzo, dovete sapere, questo possono dirlo meglio loro sono di origine di Palmi, no? La madre era di Palmi e hanno una specie di venerazione per quel posto, per tutto ciò che lo riguarda, compreso la lingua, e quindi hanno preteso dolcemente, devo dire, che parlassimo un dialetto parmesano filologico, quindi anche altri attori calabresi, perché immagino che anche qui tra Pordenone e Udine sono 2 dialetti diversi, no? Cioè voi lo notate, così come noi notiamo dalle nostre parti che c'è una grande escursione tra un paese e l'altro, figuriamoci tra il mio paese che dista da Palmi oltre 200 chilometri, cioè proprio un'altra lingua, quindi abbiamo dovuto fare un vero e proprio apprendistato. Io sono stato 2 settimane prima lì per vivere quella realtà, ma soprattutto quel suono, perché era completamente diverso dal mio. Poi ci tengo io a dire in questo discorso che la Calabria è la regione più lunga d'Italia. Rocco è di un paese che sta al confine della Calabria, ma è proprio un'altra Calabria, cioè non lo paragonerei a Udine e Pordenone, siamo in delle differenze molto molto evidenti. Sì.
Dialetto centrale sicuramente in questo film, ma dicevo anche il Sud come grande tema. E tra l'altro è una narrazione che in qualche modo cerca e riesce ad evitare anche alcuni stereotipi del modo in cui il Sud viene raccontato. Non è un Sud che scade nella caricatura questo, ma è un Sud che credo, poi mi direte meglio voi, cerchi di proporsi per com'è, anche mostrando i risvolti della modernità che ormai inevitabilmente ci sono in quel mondo, no? Direi che il personaggio di Concetta da questo punto di vista è indicativo. Ma guarda, il film sì, c'ha diciamo 3 argomenti, no? Volevo dire questa cosa, poi rispondo più specificamente sul Sud, che sono il calcio, Palmi, la Calabria e il Sud, nel senso la nostra intenzione è di parlare di Palmi, inevitabilmente poi si parla della Calabria, ma inevitabilmente si parla del Sud, e poi in realtà c'è il tema profondo del film che è forse la forza del sogno, no? Questo film, i personaggi di questo film si dividono tra quelli che continuano a sognare, Don Vincenzo, e quelli che hanno smesso di sognare, Etienne Morville, no? E perché lo dico? Perché c'entra con questo discorso. Ma noi siamo partiti, come dici tu, da un'osservazione di Palmi, e quindi poi della Calabria e del Sud, che facciamo quotidianamente, no? Più che senza cliché, io ti direi senza retoriche morali. Perché il Sud viene sempre, ha una dannazione il Sud, che viene guardato solo con retorica morale e quindi come posto da aggiustare in qualche modo, no? Allora la nostra idea era, e se invece il Sud potesse aggiustare un miliardario francese che vive a Milano e improvvisamente va al Sud e si aggiusta, perché ha degli esempi che forse in questi paesi molto ricchi e molto, sì, più che hai ragione sulla modernità, quindi non voglio dire avanzati, ma industrializzati, non so come dire, sembra che è sempre meglio essere ricchi, che è sempre meglio essere in un posto funzionale, invece magari a volte è meglio essere in un posto dove ci si comunica, dove quindi anche, permettetemi, non perché per portare anche i pordenonici dalla nostra parte, no? Forse anche una rivincita della provincia sulle grandi città in generale, no? L'argomento di questo film, e quindi l'idea era questa, di raccontare un Sud che possa anche riscattare, non solo che abbia bisogno di essere riscattato, senza però, spero che questo arrivi, negare, se no diventa la geografica al contrario, no? Diventa il cliché contrario, no? Il Sud sono tutti più umani, è tutto meglio, no, però il mafioso c'è, l'ospedale manca, i problemi ci sono, insomma. A livello proprio di costruzione del film, anche di gestione delle scene, eccetera, e di disposizione della sceneggiatura in immagini, io mi immagino che lavorare con un attore come Rocco, che però non è solo un attore, altra cosa che secondo me si sottovaluta sempre, è molto di più, è anche un regista che ha tra l'altro più di un film alle spalle. Questa cosa ha avuto un peso nella lavorazione, e lo chiedo ovviamente a tutti e tre, cioè c'è stata una condivisione di idee e Rocco ogni tanto è passato dall'altra parte della macchina da presa? Guarda, posso virtualmente ma guarda, cerco di rispondere, perché non sempre si riesce a delle domande così inedite, perché non c'è mai arrivata questa domanda, non si riesce a rispondere subito sinceramente, invece voglio rispondere, ci penso, ma ci ho pensato mentre parlavi, e io ho una risposta in realtà che credo sia giusta, ed è interessante pure capire cosa ne pensa Rocco. La risposta è questa: no, perché Rocco è un attore, forse anche perché fa il regista, è un attore, non tutti gli attori sono così, molto rispettoso del ruolo dell'attore, che deve mettere la sua sensibilità, la sua intelligenza, il suo talento al servizio di un progetto più grande che c'ha il regista, no? E non mi sembra che Rocco abbia mai con noi intavolato delle discussioni per virare il senso del film da un'altra parte, no? Quello che c'è, e quello sì, e non so se è perché fa anche il regista, è che questo sembra piacioneria, non voglio, però bisogna dire la verità, no? È che è un attore molto è che è un attore molto intelligente, e non vorrei pure questa diventa una battuta, e non è facile trovare un attore molto intelligente, ma non perché magari non siano intelligenti a tavola, è difficile fare con intelligenza il lavoro di attore. Rocco questo lo fa
Quindi credo che forse abbia a che fare con la sua esperienza di regista, ma mai in maniera invasiva o eccessivamente collaborativa, ma sempre concentrato su quello che è il suo personaggio. No, volevo dire che noi ci abbiamo, diciamo, scegliamo le persone con cui lavorare, che nel 90% dei casi, ma pure il 99% forse dei casi, sono sempre le stesse. Gli attori chiaramente si cambiano perché cambiano i ruoli, con Rocco per esempio è la prima volta, no? Mentre la troupe, noi tendiamo, molti altri registi cambiano spesso, no? Le troupe, noi tendiamo a lavorare sempre con gli stessi, e questa cosa perché ci vuole, diciamo, in qualche modo si lavora bene con le persone che ti conosci, che cui riesci, cose. Per gli attori è diverso, no? E gli attori che entrano spesso in un film, e questo è successo tante volte a noi in passato, ma succede in tutti i film, quando sentiamo i nostri colleghi registi che parlano agli attori che hanno lavorato, che l'attore in qualche modo vede solo se stesso, ma non è che vede solo se stesso in quanto è piacione, si guarda allo specchio, le cose, no, vede il suo ruolo, no? Vuole fare bene quel ruolo, e quindi in qualche modo non entra nelle dinamiche del complesso del film, che il film è tutto, è il suo ruolo, ma è tutto quello che c'è intorno, sono gli altri ruoli, quindi c'è a volte difficoltà magari chiedono delle cose per migliorare il proprio ruolo che magari non funzionano da altre parti. E il Rocco appunto non è così, il complesso del film, forse perché il regista, appunto per quello attacco alla tua domanda, la cosa lo capisce bene, e quindi aveva assolutamente era Don Vincenzo e sapeva le dinamiche, poi ovviamente proposte e cose lo fa anche Rocco, no? Come tutti gli attori, però assolutamente, però nel giusto equilibrio del suo ruolo con la storia del film e tutto. Questo ha aiutato tantissimo e aiuta tanto. Prima di passare, perché mi interessa quello che pensi tu di questa cosa, però volevo dire una cosa, per esempio, no? per far capire, no? Mi viene un esempio. C'è un dialogo nel film che è proprio scritto da Rocco, è una scena che nel film non c'era, che è quel momento in cui va tutto bene nella Palmese e Etienne Morville si siede accanto a Don Vincenzo, e Don Vincenzo e lo voglio dire che quella è la cosa che poi noi abbiamo fatto entrare nel film di più di quello che era l'idea di Rocco, no? E Don Vincenzo gli dice: sogno contento di vedere che un grande campione possa essere anche un bravo ragazzo, no? E Morville si alza e gli dice: ti sbagli vecchio, io non sono un bravo ragazzo. E in qualche modo questa cosa è una cosa scritta da Rocco, quindi non c'era, no, nell'idea del film iniziale, è diventato non te lo ricordi? Sei venuto da proprio scritte, ed è diventato un cerchio, perché noi da questo stimolo di Rocco abbiamo messo due cose. Uno, che arriva, no? Il fatto che Etienne Morville in effetti non è un bravo ragazzo, per noi è importante questa cosa. Non so se il film arriva così. Etienne Morville è una persona per cui parteggi, ma noi ci abbiamo tenuto a fare, non è che uno deve diventare per forza il principe azzurro, no? Etienne Morville, quando gli hanno offerto, chiediamo ai giocatori del Pordenone, no? Cioè, se ti offrono dei milioni di dollari, di euro per andare a giocare a Parigi, per quanto puoi amare la francese, a un certo punto ci vai, no? E quindi quella battuta lì ha portato pure a qualcosa lì. E poi quando si toglie la maglia, Rocco dice: questa invece te l'abbiamo detta noi, ma era in seguito alla tua battuta, udissi che era un bravo figliolo. Ma tocca a me. Diciamo che la gerarchia nel lavoro collettivo del cinema comunque ha un'importanza fondamentale, ma io ancora prima di fare il regista e quindi di rendermi conto di come potesse essere fastidioso, no? Una continua ingerenza da parte degli attori, no? A me piace, anzi, quando faccio i miei film, discuterne con loro, soprattutto nelle prove, perché c'è il tempo e il relax. Il cinema è un fast work, sentite come pronuncio, e quindi diciamo non c'è tutto quel tempo di stare lì a farsi le pippe, diciamo, quindi bisogna che la gerarchia funzioni.
Però all'atere di questo devo dire che entrare nel mondo dei Fratelli Manetti, ora non per ricambiare, è anche una specie di viaggio che mi sono concesso. Io non ci conoscevamo di persona, eravamo soltanto colleghi da lontano, insomma io avevo visto il loro film, loro immagino abbiano visto dei film dove ci sono anch'io, e quindi siamo partiti già da una simpatia reciproca, o comunque da un apprezzamento reciproco, no? Se no io non ci andavo e loro non mi chiamavano. Quindi partiamo già da una piattaforma solida che conta tanto, diciamo, non è che siamo stati imposti gli uni all'altro e viceversa. Dicevo di loro, no? Che sono un po' un caso a parte nel nostro cinema per la loro modalità, per il fatto che sono due, per la loro dialettica non sempre diplomatica, anzi normalmente loro sono divisi così, forse a loro può interessare. Lui sta in macchina, cioè è anche operatore, è quello che guarda nel buco, no? E si rende conto anche prima di tutti, anche se adesso c'è il controllo, il monitor, però diciamo è molto importante quello sguardo lì, e lui invece sta al monitor e rompe le palle, nel senso buono. Quindi c'è questa loro commedia, diciamo, che è piena di spunti anche per un attore che deve recitare. Figuriamoci se ci mettevo anche io in mezzo a discutere, non ne uscivamo, ma non l'avrei fatto comunque. Era solo per dire che loro hanno un loro stile, un loro mondo poetico, e per me è stato relativamente semplice, a parte il dialetto, adeguarmi alla gerarchia. Cioè a volte scalpito, non credete che quando faccio i film non sto lì e non c'ho un mio pensiero che, scusate se è meglio di quello in questo caso qui io ero ospite della loro poesia, ero una penna che loro muovevano per scrivere i loro versi, quindi e quando i registi hanno anche una sfera poetica così pronunciata e così alternativa, un attore non può non piegarsi dolcemente, diciamo, a quella musica. Questa mi è uscita bene. Qualcuno ha registrato? Perché me lo sono scordato già. Dovresti dirlo al prossimo film. Peccato, è persa come dicono in Blade Runner per sempre, come lacrime nella pioggia. No, perché questo è il prossimo film che faccio, me lo potevo rigiocare. Non è persa. Registrata? No, ma anche noi abbiamo. Vabbè, insomma, è stato un bel viaggio e sono molto contento anche di poterlo dire. Infatti. Io passerei a voi a questo punto, andiamo per alzata di mano come si faceva una volta, io mi avvicino col microfono. Prima bisogna se qualcuno alza sta mano. Dai. Tu sei già partito. Di solito c'è un po' di timidezza iniziale, ma poi... Un tempo. Ma anche cose stupide. Sì. Tipo, per esempio, se qualcuno vuole dirmi che dal vivo sono più bello, lo dico. Alza la mano. Tira alzato di mano, una alla volta. C'è qualcuno? Sì? Aspetta. No, il microfono. Sì, se no non ti sentono Devono più. sentire pure quelli laggiù, se no poi noi rispondiamo. No, era solo una curiosità. Se il film l'avete anche presentato a Palmi, ero curioso di sapere se questo è avvenuto e com'è andata, insomma. Ecco. Allora, sì, noi che conosciamo molto bene Palmi, eravamo molto preoccupati. Noi di solito non siamo, diciamo, sì, ogni volta che si apre un film la prima volta c'è una piccola tensione, però noi siamo abbastanza tranquilli, non siamo molto timorosi del pubblico. E invece in questo caso molto, perché i due parmesani in sala lo sapranno, parmesano è difficile.
è una città particolarmente polemica. I parmisani sono molto proni, come si vede nel film, discettano quell'avvocato che c'è, quello è un tipico parmisano. E quindi noi eravamo molto preoccupati, al punto che nostra mamma, che è morta quest'estate, però ha visto questo film. Io poi lo dico, mi viene sempre a dire che ha visto il film, ma lei questa cosa me l'ha detta prima, perché sennò sembra che il figlio l'ha fatta dire questa cosa. Mia madre un giorno, quando ha cominciato, mi sentiva che già qualche parmisano spettacolava, no, dell'idea che noi stavamo girando ancora, e mia madre mi disse: era meglio che non facevate sto film. Era preoccupatissima dalla reazione dei parmisani, e per noi è stato... Rocco l'ha vissuta molto, perché forse non ci hai mai visto Tesi in quel modo. Eravate veramente un po' ossessionati dall'esito di Palmi. A me non me ne fregava un cazzo. E il giorno di questa prima a Palmi, che è stata la prima del film, tra l'altro, parentesi che cerco di dire velocemente perché siamo abbastanza fieri, a Palmi c'era un cinema quando noi eravamo bambini, e questo cinema è 35 anni che è chiuso. Un paio di anni fa l'hanno ristrutturato, però riesce a funzionare come teatro, non come cinema, però ha le strutture per fare il cinema, e noi lo abbiamo, diciamo, riaperto. Non solo noi, l'hanno fatto altri per fare quest'anteprima, e poi siamo riusciti in un miracolo a convincere un esercente di Cosenza, Pino Citrigno, che cito sempre con la gioia di citarlo perché è un esercente illuminato, che gli è sembrata grande questa idea, e in questi giorni questo cinema a Palmi ha aperto facendo i biglietti, e già la prima risposta alla domanda è che per 3 giorni della settimana scorsa, da solo, il cinema di Palmi è stata la sala con più biglietti d'Italia, e la cosa incredibile è che questo film è uscito un giorno prima a Palmi, e solo con la sala di Palmi siamo entrati al 18° posto in classifica. Il film solo con una sala, Palmi. Quindi dal punto di vista numerico, però questo era abbastanza prevedibile che i parmisani volessero vedere il film. E devo dire che la cosa invece più bella, e io ho quasi pianto in quel momento, è che io sono stato dentro la sala a vedere il film con loro, era la prima del film, e c'era una tensione, non si capiva, io non capivo se piaceva, se non piaceva, e nel momento là che appare la dedica a mamma, io mi giro e tutta Palmi era in piedi a farci la standing ovation, ed è stata una cosa molto forte per noi. È difficile parlare di se stessi a delle persone che hanno delle pretese molto alte, ed è andata bene. Qualcun altro? Sì, arrivo. Vado io, stai. Ah, beh, fantastico. Almeno una valletta d'eccezione, un valletto almeno faccio qualcosa. Passatelo. Grazie. Allora, Ti fa una domanda a te, ma senza microfono, però. No, a tutti. Però intanto confermo che è meglio dal vivo. Ma non lo dico per oggi, l'ho vista già 3 settimane fa a Catania. Come può sentire dal mio accento, io vengo da Bergamo, no? Ero a Catania e l'ho visto camminare, meglio dal vivo. Mi hai detto che chi è sto figo? Dici, poi, è Rocco Paparella. Però non l'ho disturbato, e quindi poi quando ho visto che ha quest'odio per i selfie ho detto meno male, che se no... No, 2 cose volevo dirvi. La prima, che vi ringrazio... Scusa, ci tengo a dirlo. Sì. Rocco ha un odio per i selfie che faccio io, che è un'altra cosa. Vabbè, mi fa piacere se qualcuno lo ammira e si vuole fare una foto. Però si era seduto a tavola, quindi non l'ho disturbato. Ci ha rimproverato quella dei social dicendo che sembra brutto, non lo faccio. Okay. Allora, intanto volevo ringraziarvi, dico, perché sono un insegnante e quindi mi capita di parlare con i ragazzi anche di sport. Certe volte mi capita di parlare dell'importanza della scuola, dello studio, ma anche dello sport. E proprio l'altra volta mi è capitato un episodio, un ragazzo mi ha detto, io ho tirato fuori il solito detto, prima il dovere poi il piacere, parlando del fatto che dovesse fare prima i compiti e poi andare a fare sport, e lui mi ha risposto, ma anche lo sport è un dovere. Io là sono rimasto, perché ho detto, come un dovere? Lo sport è un gioco, è un piacere.
E secondo me questo vostro film, lo fa capire molto bene, quindi spero un domani di poterlo fare vedere ai miei alunni, prima di tutto, quindi vi ringrazio. A che livello insegni? Scuola media. Perché noi ti voglio chiedere un suggerimento. Noi pensiamo che questo film ci piacerebbe portarlo nelle scuole. A me Perché piacerebbe. secondo noi è un film che ha qualcosa da dire ai ragazzi delle scuole. Sì. Solo che ci abbiamo paura che i prof, per questo lo chiedo a te, e forse ci stanno 2 o 3 parolacce di troppo, la testata che gli dà alla gente. Allora, No, i ragazzi non c'è problema, abbiamo paura dei professori. no, i prof in realtà hanno paura dei genitori spesso. Delle Certo. reazioni dei genitori. Quindi è un po' pericoloso Io secondo te portarlo nelle scuole? non ho nessun tipo di preclusione, anzi farei vedere film anche più pesanti, ben più duri, ok? Questo invece secondo me è un film assolutamente accessibile per i ragazzi. Quindi secondo te la domanda non è a te professore, se lo portiamo non è che poi abbiamo qualche professore che se la piglia. Se i prof sono intelligenti e Quindi sì, svegli c'è come questo rischio. io penso, da saranno tutti professore, intelligenti. no, non c'è nessun rischio. No. Va bene, grazie. E la seconda cosa che si collega anche un po' a quest'ultimo fatto, mi ha colpito, lei signor Papalè ha detto sono entrato in questo mondo poetico, è vero, cioè se io dovessi alla fine riassumere, questa è una poesia, perché ha una molteplicità di livelli di significato che vanno da un primo livello a un livello ben più profondo e complesso, però trasmessa in maniera assolutamente leggera, è dolce senza retorica. Grazie. Questa idea che questa cosa che avete detto, cioè non abbiamo voluto usare retorica ma neanche buonismo, quindi il Sud non è da aggiustare, però il Sud è anche quello, c'è il dolce e l'amaro. Questa secondo me, da persona del Sud, questa secondo me è una grandissima virtù, è una grandissima forza del vostro film, che lo rende credibile ma forte, profondo come una poesia. Grazie. Io ti ringrazio perché senza dire niente, quello che dire è che hai messo in parole esattamente quello che noi cerchiamo di fare facendo questo film e non sappiamo se ci è riuscito. Se dici così vuol dire che almeno con te ci è riuscito. Rocco là. Ah, vado io. Allora dopo. Scusi, signore. Ne approfitto giusto per un saluto perché ricordo. Dove? Ecco. Eccomi, altro prof, collega suo. Ne approfitto giusto per un saluto perché lo ricordo calorosamente nel film La scuola più bella del mondo, in cui scambiano Accra con Acerra e noi veniamo proprio da quelle zone lì, quindi complimenti, solo complimenti. Sì, infatti. Grazie. A nome di Rocco che non c'è il microfono. No, non ce l'ho. Eccomi. Sta andando il mio collega. Allora, di solito vengo solo a vedere il film, però questa sera mi ha veramente colpito la poesia perché io lavoro in un'azienda che produce riprese del calcio. Che cosa? Riprese del calcio. E ogni tanto penso che manca questo senso di poesia. E questa sera veramente mi ha fatto pensare alla poesia e trovo che sia una cosa veramente meravigliosa perché tante volte dico facciamo un bellissimo lavoro però manca un po' di senso, invece capisco che questo mondo il senso ce l'ha, per il calcio, per come voi l'avete raccontato, per la Calabria che un po' fa parte anche della mia vita anche se io sono pordenonese, ma la mia vita è unita a una persona che è nata in Calabria, l'ospedale che non c'è, i soldi che dovrebbero essere messi lì invece che in altre cose. Ho visto che ci sono i ragazzi di calciomercato con cui ho il piacere di lavorare e soprattutto vedendolo qui dentro mi ha fatto ancora capire che anche nel mondo del calcio che io vedo dalla parte lavorativa e a volte non così piena di senso, ce n'è tanto e c'è veramente tanta ricchezza che assolutamente vi prego portatelo nelle scuole. Io se potessi lo porterei nei luoghi del calcio. Io sono stata pochi giorni fa a una fiera dove si è parlato di questo, c'era il presidente della Lega Serie A che ne parlava e credo che gli suggerirò di andare a vedere il vostro film. Grazie, noi lo stiamo portando nel mondo del calcio, l'abbiamo fatto vedere anche alla nazionale italiana
e stiamo creando degli scambi come abbiamo fatto pure col Pordenone, con tutte le squadre, proprio perché vogliamo averli come interlocutori, i calciatori, i dirigenti, gli allenatori, perché pensiamo che nel nostro piccolo un film possa portare un messaggio anche a loro in qualche modo. Solo consensi, oh. Ok. No, C'è qualcun altro? fa piacere. Alzate la mano nel caso. Non vedo altre mani. Se permettete vi chiedo una cosa io, una curiosità. Ah no, c'è. Dove? Ah, qua. Allora, precedenza. Vabbè. No, il microfono, perché non sentono dietro, noi sentiamo, ma è una voce importante. No, nel prossimo film magari facciamo un amichevole. Ah, fantastico. La Palmese che va a Pordenone, insomma, visto Che però si sbaglia, c'hanno la stessa maglia e si sbagliano. noi ne abbiamo una seconda biancorossa per i colori della città. Perfetto. Però sai che sarebbe interessante fare una partita 22 calciatori tutti con la stessa maglia. Pensa che casino. Posso chiedere se avete condiviso quello che si vive all'interno degli spogliatoi con la squadra di Palmi, o vi siete confrontati con altri ambienti dello spogliatoio, del campo? Quando tutte le scene che avete fatto, quando parla l'allenatore, quando motiva i giocatori, perché abbiamo riconosciuto tanti momenti in quello che abbiamo visto. Guarda, no e sì, nel senso che noi un pochino abbiamo immaginato, no? Osservando la realtà, quello che possa succedere, però ogni tanto abbiamo avuto delle piccole consulenze, abbiamo cambiato delle piccole cose perché ci hanno detto che erano diverse, però non so perché dalla domanda che fai mi viene da raccontare una cosa. I calciatori del film, oltre agli attori, che sono tutti gli attori che giocavano un po' a calcio, infatti tutti se la cavano un po', erano i giocatori della Palmese, sia quelli che interpretano i giocatori della Palmese che quelli che interpretano gli avversari, cioè in campo c'erano 22 giocatori della Palmese, anzi c'erano 20, quanti erano? 17 giocatori della Palmese e 5 attori, adesso non so fare la matematica io, però quando giocavamo le partite, no? E quando abbiamo giocato quella scena proprio nello spogliatoio dell'allenatore che fa il discorso, tutti i giocatori che erano intorno a lui erano i giocatori della Palmese, e lì è stato uno dei momenti più belli personalmente che io ho vissuto da regista, e che quindi venivano a fare compagni, neanche sapevano che ce l'avremmo girato, no? Mettiamo la camera e l'attore Max Mazzotta fa il discorso negli spogliatoi dell'allenatore e si commuovono i giocatori della Palmese, quelli veri, e io fermo e gli faccio: che c'è? Lui mi fa: il nostro sogno è avere un allenatore così. Sì, poi avevamo dei consulenti noi per il calcio giocato, però per il calcio giocato e gioco, però lui parla più del mondo. sì, e anche gli allenamenti, la parte allenamenti, quella addirittura facevamo fare. Cioè fate gli allenamenti come li fate e noi li riprendiamo, quindi loro ci dicevano come funzionava, ci dovevamo preparare chiaramente, ma non abbiamo fatto niente sugli allenamenti tranne chiaramente il tiro lisciato, tutta quella parte là è tutta scritta, è fatta, poi il resto è sullo spogliatoio, sì, però sai, il cinema entra sempre in mondi diversi, no? Noi siamo abituati a entrare in mondi diversi, quindi un po' studiamo, un po' lo prendiamo da esperienze personali e un po' dal cinema. Tutti, no? Anche dai libri, dalle cose che uno vede, che legge, che fa, dai documentari, che ne so, da tutto quello che chiaramente si prende da là. Quindi poi la dinamica dello spogliatoio, anche se è vero che chi non è giocatore non le conosce bene, però un po' poi alla fine si conoscono. Poi io ho giocato, Marco forse hai fatto un po' di sport di squadra, io ho giocato a basket da ragazzo, quindi insomma poi le dinamiche dello spogliatoio sono le stesse, un po' a baseball pure, ho fatto gli sport, insomma meno. Che ruolo giochi? Centrocampista. Vabbè, le dinamiche le conosce meglio di noi. A un livello un po' più alto il Cosenza rispetto alla Palmese. Beh, certo. Ah sì? Li conoscevi i giocatori alcuni? Stiamo parlando del giocatore che è di Reggio Calabria, no, spiego, quindi ha giocato nelle squadre calabresi e conosceva, l'hai riconosciuto, insomma, li conoscevi proprio. Okay. La cosa che ci ha impressionato, adesso approfittando dell'occasione che stiamo dialogando con dei calciatori o insomma, gente che sta nel mondo del calcio,
che è stato molto difficile, devo dire la verità, siete i primi, in tutte le proiezioni li abbiamo inviati, però poi non si esprimono, invece voi vi state esprimendo e noi ci fa molto piacere. Noi abbiamo scoperto una cosa molto interessante, che fate ragionamenti molto interessanti sullo sport, sulla differenza tra un giocatore di prima categoria e un giocatore che gioca in nazionale, no? Che i giocatori della Palmese sono bravissimi, cioè dal punto di vista tecnico non hanno molto da invidiare ai grandi professionisti della Serie A, nel senso che noi avevamo delle partite preorganizzate, cioè noi abbiamo le due partite importanti che si vedono nel film, che sono la partita iniziale contro il Vigor Lamezia e il derby contro Gioia Tauro, sono due partite che noi abbiamo pensato intere e noi le giravamo e con i consulenti calcistici abbiamo costruito questa partita condensata, cioè 15 minuti c'era tutta la partita, no? E noi dicevamo via e loro la facevano e noi spostavamo il nostro inquadratore e loro la rifacevano, no? E ci sono dei lanci dalla tre quarti, no? Dalla tre quarti di difesa, fatti che raggiungono un giocatore sul filo dell'area di rigore, che se tu la vedi fare, ma io ti dico a Del Piero, no? In televisione, dici ammazza che lancio, no? Invece lo fanno anche loro e non lo sbagliavano mai, sempre. E quindi noi abbiamo capito, secondo noi, questa è la nostra interpretazione, che alla fine la differenza sta nella testa, non tanto nella tecnica, che quando si diventa un giocatore quasi professionista, perché poi si dice dilettanti ma hanno una paga anche loro, cioè fanno quello di lavoro, no? La capacità tecnica è molto più simile di quello che si pensi, no? E quello che forse distingue il campione dal giocatore che rimane nelle categorie più piccole forse è la testa, è che in partita non è sempre facile. E faccio un esempio e poi sentiamo cosa dite, ci interessa sapere cosa dite voi, se vi va di dire qualcosa. Io penso sempre, quando sono anche appassionato di basket, no? E se tu vedi, io sono andato a vedere i Lakers a Los Angeles, no? E LeBron James, quando si allena, non sbaglia neanche un tiro. Quando gioca, li sbaglia pure lui. Tiri che avrebbe fatto benissimo tranquillamente in allenamento, che quindi la differenza è la testa. Se avete qualcosa da dire su questo. Concordare, però poi Sicuramente sì, perché è quella più difficile da allenare, perché la parte tecnica si può migliorare, la parte mentale è molto più difficile. Nei dilettanti ci sono grandissimi giocatori dal punto di vista tecnico che però magari non riescono a emergere proprio per queste difficoltà che ci sono, perché lo sport, il calcio o tutti gli sport sono un po' scuola di vita, cioè un percorso, quello che si succede nella vita succede anche in una partita di calcio, in una società di calcio, e quindi la differenza, allenare la mente è molto più difficile. La differenza può essere veramente proprio questa qua. Sì, che infatti no, mi attacca a questo, ma a quello che uno pensa sempre del calcio, no? E quando del calcio, questo lo pensano pure i bambini quando giocano in cortile, no? Pensano, ma se arrivasse un campione, ora gioca con noi, non ci fa vedere la palla, ce ne nasconde, oppure ci possiamo giocare insieme, cambierebbe, nasce pure da queste domande che si facciamo tutti, no? Soprattutto, no, quanto cambia, no? Se metti un Del Piero, un Totti in una squadra dilettanti, cambia totalmente o alla fine rimane? Quindi questo film noi volevamo, non so se abbiamo risposto bene, perché non so se succederebbe questo, però è un modo di immaginarsi questo, che è anche un gioco che uno fa mentalmente spesso, no? Succede sempre con la fantasia. No, complimenti, perché ci avete emozionato, quindi ci avete fatto rivivere. Noi poi veniamo da una promozione che abbiamo festeggiato proprio domenica con 5 giornate di anticipo, vabbè, buono. Sì, abbiamo tanti, però abbiamo vissuto un anno speciale e quindi vedere questo film ci ha rinnovato questa emozione che abbiamo vissuto in tutto l'anno. Grazie mille. Comunque volevo dire che ieri abbiamo fatto vedere il film all'Udinese, è venuto il mister dell'Udinese, che lì non ha parlato, però poi siamo andati a bere una cosa insieme e lui ha detto, ma ha fatto ridere pure questo, vi interessa cosa pensate? Perché alcuni nel pubblico chiedevano, ma vi siete ispirati a Balotelli per il giocatore, no? E lui, il mister dell'Udinese, ha fatto Balotelli, ma sono tutti così, calciatori. Lui è un signore anche molto intelligente, anche lui. Io vi chiedo un'ultimissima cosa. Dove sei? Sono qua, sono spuntato dall'altro lato. Sì, esatto.
No, io penso che filmare le partite di calcio sia una delle sfide del cinema. Non è facile rendere quel dinamismo, rendere la vitalità di uno scontro calcistico. In questo caso voi avete fatto una scelta che secondo me pesca anche da un bagaglio dell'immaginario. Quelle soggettive del pallone, la palla deformata dal calcio. Mi sembra che ci sia anche l'immaginario, insomma, che penso sia condiviso un po' da tutti qui in sala, di Holly e Benji e in generale dell'animazione giapponese, lavorato in questo senso in un certo modo. Ecco, mi chiedevo se fosse... Ma guarda, sì, nel senso che è meno specifico, no? Poi alla fine ci siamo accorti che ci sono delle cose molto simili, voglio dire, c'è questa... Non vorrei che non si capisca bene cosa dico. Non è che il pallone deformato ci è venuto in mente dal cartoon giapponese. Noi dai cartoon giapponesi, da Holly e Benji perché si occupa di calcio. Allora, scusa, provo a essere un po' più organico, voglio rispondere meglio, scusate. La fa sempre così, cioè, ci gira intorno, è un avvoltoio del concetto, diciamo. Girare le scene di sport è un mondo a sé, no? Ed è molto simile, se vuoi, alle scene action di un film di sparatorie. Alla fine il concetto è più o meno lo stesso, no? Cioè, non so se avete mai visto voi, perché io quando ho girato scene di sparatorie l'ho fatto, no? Su YouTube si vedono delle telecamere di servizio che riprendono delle sparatorie. Le sparatorie vere non si capisce un cazzo, cioè, durano un mezzo secondo e poi c'è uno che scappa e uno per terra e neanche hai capito quando gli ha sparato, no? E quindi abbiamo detto lo sport, appunto, che noi cercavamo di interessare lo sport anche chi allo sport non è interessato, no? E lo sport, queste azioni velocissime le capisce solo chi al calcio si interessa. Noi abbiamo pensato che i giapponesi nei cartoni, Holly e Benji, Mila e Shiro, adesso ce n'è uno recente che si trova su... come si chiama? Beh, insomma, che si trova su delle piattaforme che si chiama ping pong, no? Capolavoro, ed è pazzesco perché il ping pong è uno sport noiosissimo, no? Eppure lì le partite di ping pong sono bellissime, trovando questa idea delle scie, c'è quello che c'è la scena del drago, quell'altro, e abbiamo imparato dai giapponesi in generale, questo è il concetto, no? Che bisogna far diventare cinematografico lo sport. Farlo del cinematografico significa tante cose, significa dettagliare, cioè appunto stare con la palla, per esempio, quando la palla vola e vedi quello che sta per colpire di testa che l'aspetta, no? Fa arrivare l'emozione e capisci anche quello che la lisciano la palla, arriva bene quella cosa perché vuol dire rallentare, cioè dilatare ogni azione in modo che viene comprensibile a tutti, e soprattutto, che è la cosa principale che noi abbiamo imparato dai giapponesi, raccontare nel mezzo secondo di un'azione i pensieri di tutte le persone che la stanno vivendo quell'azione. Allora c'è quello del pubblico che dice vedrai che ora gliela passa, quel momento è impossibile, no? Perché il tempo che dice non riesce a dire vedrai che ora gliela passa, già sono stati 4 passaggi in una partita di calcio. Invece i giapponesi se ne fregano del realismo e gli fanno dire tutta quella battuta intera a quello che sta in tribuna, no? E poi da lì sono nati, che penso che sia una delle cose che abbiamo visto che un po' piacciono di più di questo film, i flash, no? Quello all'ufficio postale che gli dà il pugno alla vecchietta, o quello che sogna di conquistare la ragazza e Morville che gliela frega. E quindi questo è venuto moltissimo dai cartoni animati giapponesi, che proprio sono per noi maestri della ripresa sportiva. Verissimo. Cosa? Che non sono riprese ma disegni. Bene, prima di salutarvi, Rocco, torna qua che mi dispiace vederti un po'. Ah, che sono un po' stanco. No, beh, hai fatto bene a sederti. C'è pure una sedia, la potevate mettere. Qua, prossima volta prepariamo una poltrona della Modotti. La poltrona no, non è che sono pretenzioso, però una sedia un pover'uomo. Comunque, tira queste conclusioni. Vado con le conclusioni. Se vuoi te le dico da seduto. Ce la faccio, se non è lunga la conclusione. No, cerco di essere il più breve possibile, chirurgico. No, assolutamente. Perché fai sempre così. Sì, cioè fai proprio così. Il concetto sta lì e tu fai così. Comunque la definizione avvoltoio del concetto è un'altra da memorizzare. Comunque. L'unica, la differenza, sai qual è? È che il concetto fortunatamente ci arrivi che è ancora vivo, a differenza dell'avvoltoio.
Vai. Domanda che estendo a tutti e tre. Beh, la vostra filmografia, insomma, abbiamo imparato a conoscerla negli anni, ma in realtà il bello della vostra filmografia è anche che è difficile prevederla in un certo senso. Cioè, voi venite da Diabolic e adesso fate un film come questo, molto personale, molto diverso come atmosfere, anche come stile, eccetera. Ci chiedevamo se siete già al lavoro su qualcos'altro, su un prossimo film, e se sarà ancora una volta una sorpresa. E poi chiedo anche a Rocco che cosa sta facendo al momento, oltre a cercare una sedia. Cioè, dite voi, perché io di getto direi ma fatti i cazzi tuoi. Mi tocca farla, se è una domanda Scherzo. istituzionale. Dai, Non so se avete visto una cosa di calcio che ho visto su YouTube che è bellissima, di questo, non mi ricordo chi è, c'è un giornalista che chiede a un allenatore cosa gli ha detto il presidente, non l'avete vista nessuno? Ha detto, ma cosa ti ha detto il presidente negli spogliatoi? No? Gli fa così. E l'allenatore fa, ma dimmi te, se io ti devo dire a te che mi ha detto, a me il problema va a fanculo, e se ne va. La manda via, sì. Comunque, no, guarda, voglio dire, cerco di essere molto breve, nel senso che la prima frase, no, è vero che noi non pensiamo, a noi ce lo dicono molto questa cosa che dici tu, no? Di una carriera molto varia, noi non pensiamo di stupire nessuno, mai. Anzi, il contrario, noi pensiamo semplicemente di fare sempre quello che ci va, quindi più o meno ci sembra tutto in linea quello che facciamo noi, con quello che facciamo. E quindi forse è semplicemente uno spirito interno che abbiamo, che i nostri gusti differenziati ci portano a fare cose diverse. E volevo rispondere alla domanda. La domanda seria dice, noi in questo momento stiamo scrivendo una serie, scrivendo una serie, però non ti so dire se sorprenderà, perché a noi ci sembra sempre di fare una cosa nostra, però noi abbiamo anche, ci piace il film, la dimensione del film, quindi siamo un po' preoccupati perché questo film ci è piaciuto molto farlo, ci ha un po' consumato e non abbiamo ancora un'idea che ci ha convinto. Questa della serie ce l'avevamo prima di fare il film e quindi non sappiamo quale sarà il prossimo film. No, due cose, che la serie che stiamo scrivendo la stiamo scrivendo con un, come si dice? Pordenonese? Eccolo. No, come si dice? Giusto. Pordenonese, che è là che si chiama Federico Favot, la stiamo scrivendo con lui e oltre a questa cosa che noi ci sentiamo qualcosa in realtà quando facciamo dei film, che non è che film faremo, non è sperimentare una cosa diversa, non è stupire il pubblico, ma è la frase alla fine, che nostra madre e anche nostro padre, però la dedica a nostra madre che è mancata quest'estate, ci hanno reso liberi. E quindi questa, c'è un senso di libertà e facciamo quello che senza ragionarci neanche troppo. Per quanto mi riguarda, diciamo, senza fare anch'io troppo lunga, sono arrivato a un'età, ho fatto tante cose e non sempre cose, diciamo, scelte, nel senso che c'era quello e quello facevo, diciamo, no? Quindi è capitato negli ultimi anni di avere più opzioni e quindi ovviamente vado verso quello che più mi attizza, e come in questo caso, dove ho potuto interpretare un personaggio allontanandomi da me stesso, che, diciamo, per un attore come me che non si nasconde mai dietro il personaggio, no? Mi si vede abbastanza, mi corrispondono i personaggi che interpreto, sono sfumature di me stesso. In questo caso, diciamo, ero un po' più lontano, mi è capitato qualche altra volta ovviamente, quindi quello vado cercando. Poi faccio anche i miei film, che sono anche un discorso a parte nella mia storia, dove esprimo quello che mi piacerebbe vedere come spettatore, e ne sto preparando uno, gireremo a luglio e agosto, ma non posso dire niente, ma non perché proprio è un film che non so raccontare ancora, più o meno potrei dirlo, però aspettiamo, che tanto qui mi è piaciuto un sacco questo cinema e quindi ci voglio venire poi a presentare anche un mio film, certo. E quindi ve lo racconto quando vengo, diciamo. Benissimo. Si è autoinvitato. E noi lo accogliamo più che volentieri. La famiglia Cinema Zero.
No, la saletta piccola, cazzo. Quella... Beh, forse se l'affittate io ci vengo pure la mattina, diciamo. In effetti, a bere un caffè. Ringrazio tantissimo voi, ma ringrazio anche Federico Poi Lucci della Loca Film, che è il produttore associato di questo film, ed è stato veramente anche grazie a lui se questa serata è stata possibile. Tra l'altro sia Favotto e Poi Lucci sono due punti cardine del nostro gruppo di lavoro e di amicizia, e sono... Non posso dire due friulani perché lui è triestino, non si può dire che è friulano, Giuliano, che diciamo. Palle. Due del Friuli Venezia Giulia, ce la devo far diventare noiosissima sta frase. Sono tutti e due del Friuli Venezia Giulia. Grazie mille, grazie anche a voi.